Patrimonio boschivo, tempesta Vaia, alluvioni. Potremmo definirle le coordinate dell'incontro in presenza organizzato da Veneto Agricoltura per presentare il primo dossier, alla cui realizzazione hanno contribuito quasi 90 persone, sullo stato del patrimonio forestale, un vero e proprio tesoro naturalistico e economico, finora poco e male sfruttato, la cui gestione è stata posta in evidenza nei termini di estensione e sostenibilità. Le principali criticità sono due, da un lato quello di mettere insieme le proprietà troppo disperse, le migliaia e migliaia di piccole proprietà che coprono complessivamente il 70% della foresta veneta, le proprietà private devono essere aggregate per diventare più competitive, e dall'altra parte tenerci il nostro legname, lavorarlo a casa nostra, darle valore aggiunto. Dobbiamo ricostruire le segherie, dobbiamo far partire le reti di teleriscaldamento. Queste sono le due grandi sfide. La tempesta Vaia ha lasciato un segno importante. Come si è proceduto da allora ad oggi? Qual è anche la vostra valutazione? Si è proceduto bene nella fase di emergenza, tanto legname è stato esboscato, adesso però dobbiamo guardare alla ricostruzione dei tanti boschi che sono stati danneggiati. Però Vaia è stato uno shock positivo che ci ha fatto capire alcune delle criticità principali, come quelle che ho detto prima. Non sappiamo tenerci a casa il nostro legname e quindi Vaia è stato, diciamo, uno shock positivo. Un'emergenza come quella di Vaia ci ha un pochettino svegliato da un torpore che erano anni che, insomma, il sistema forestale stava subendo. Purtroppo abbiamo, soprattutto in Veneto, abbiamo visto che la filiera del legno non ha recepito bene quello che è successo da Vaia. Abbiamo dovuto esportare il legno in tanti parti confinanti, ma anche, abbiamo sentito, anche in Cina. Adesso dobbiamo semplicemente capire quello che è successo, e questo stato dell'ambiente, questa fotografia che abbiamo presentato oggi con l'aiuto dell'Università e soprattutto della Regione Veneto ci deve essere di aiuto per cominciare a capire che cosa serve per rimettere in moto una filiera che anche nel Veneto era molto importante.